decenni di abbandono l'università ha deciso di rimettere le mani sulla mensa Marzolo. L'ha chiusa, l'ha lasciata marcire per anni. Il blitz delle forze dell'ordine scatta all'alba, quando all'interno dell'edificio non c'è nessuno e gli occupanti sono così colti di sorpresa. Lo stabile in via Marzolo, zona degli istituti universitari, è di proprietà dell'università, ma da 5 anni era occupato da un gruppo di studenti, ex militanti del collettivo Gramigna. Per la casa dello studente fusinato, conosciuta da tutti come ex mensa Marzolo, l'Ateneo pensa a un futuro ambizioso. Investendo 11 milioni diventerà la scuola galileiana di studi superiori, una specie di Normale di Pisa, con 187 posti letto, laboratori, palestra e sale studio. Ecco perché l'università vuole tornarne in possesso. Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine. La strada viene sbarrata con i mezzi di polizia e carabinieri e poi presidiata da uomini in assetto antisommossa e dalle unità cinofile. Nessuno può passare, all'interno solo operai e camion per lo sgombero degli oggetti trovati. Tra l'altro, in serata era prevista una festa, attesi molti giovani e in programma musica. I militanti del collettivo non ci stanno, reagiscono con rabbia, in pochi minuti si riuniscono davanti al cordone di sicurezza, appendono uno striscione e ripetono slogan contro le istituzioni, ma non si va oltre. Polizia e carabinieri mostrano i muscoli, anche se non c'è bisogno di usarli. Impossibile per i giovani, una trentina, anche solo ipotizzare di forzare il blocco. A metà mattinata annunciano un'assemblea pubblica in piazza Portello per il pomeriggio, poi gli animi si scaldano e parte un corteo per le strade del quartiere prima di riunirsi nuovamente davanti all'edificio. Rimaniamo qua finché non ci daranno delle risposte. Intanto gli operai chiudono gli ingressi e caricano sui camion gli oggetti trovati, che vengono trasferiti in un magazzino dell'università. Sembra che ci siano anche impianti audio piuttosto costosi. Gli occupanti proveranno a chiederne la restituzione.